L'ambasciatore in Sudan, Fabrizio Lobasso, la Sardegna come porta del Mediterraneo in una realizzazione di intenti, come l'abbiamo definita con altri interlocutori, per realmente mostrare sul campo quello che significa intervenire su un territorio, lavorare su quel territorio e sottolineare le eccellenze italiane che danno veramente una mano grossissima alla crescita e intanto anche alla conoscenza di altre culture. La Sardegna ha tantissimo da insegnare, probabilmente non solo all'Italia, ma a tante altre popolazioni, su come si gestisce l'integrazione, su come ci si integra virtuosamente. Basta fare un salto nelle città marinare a est e a ovest per capire il crogiuolo di etnie e di diversità che si sono amalgamate virtuosamente. Ed è per questo che siamo molto felici oggi in questa città di Stintino, ma comunque in questa meravigliosa isola, come italiani, perché stiamo ancora una volta dando riprova di quanto in termini di cooperazione allo sviluppo e quindi di solidarietà l'Italia possa dare un contributo fondamentale. L'Africa resta uno degli elementi chiave per noi. È fondamentale per noi e per tutte le persone che vi abitano e per tutte le persone che ci lavorano creare un dialogo costante. Oggi si parlava proprio di pandemia, di dialogo, in modo da creare i presupposti per uno sviluppo virtuoso che possa in qualche modo farci crescere insieme. È molto molto semplice ed è più semplice di quanto in qualche modo possa sembrare e qui in Sardegna stiamo dando un contributo anche per questo. Dottore, la cosa che ci ha colpito è il fatto dell'abbattere realmente quelle che sono le barriere, gli stereotipi che purtroppo ci portiamo appresso, in primis di religione e poi soprattutto di integrazione dall'altra parte, perché tanti italiani, abbiamo visto insomma cosa è presente in Sudan grazie al lavoro degli italiani, ma anche i riferimenti a chi dall'Italia ha dato tanto a quel paese oggi è ricordato in università e tante altre cose. Sicuramente il Sudan rappresenta uno snodo fondamentale nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso, nelle dinamiche mediterranee, nelle dinamiche migratorie ed è ovvio che con il potenziale, viene chiamato la cornucopia d'Africa per il potenziale che può esprimere, è normale che in qualche modo gli sforzi più importanti vengano rivolti per cercare di creare una generazione di persone in Sudan e nel Corno, in Africa, di persone che lavorano, che studiano, che stanno creando il loro futuro, che evolvono e che portano su il continente in qualche modo per dare un contributo evolutivo molto forte. Vi è una classe media che spinge per cercare proprio di nascere, vi è una piccola, una microimprenditoria, vi sono idee, vi sono creatività, vi è gente che in qualche modo non è che sogna solo di scappare, ma sogna anche di creare i presupposti per vivere felicemente ed è per questo che bisogna aiutarli, perché in qualche modo loro felici, noi felici, tutti felici.